Buongiorno, siamo i bambini della classe quinta della scuola Monsignor Sant'Etiozzo di Portoviro. Oggi vi parleremo del nostro amico canale. Conosceremo meglio questo corso d'acqua con l'aiuto di 3 esperti. Passo la linea al mio collega per l'intervista. Buongiorno, io sono l'inviata Stefania. Sono qui a Portoviro per intervistare la polizia idraulica, che si occupa di controllare la sicurezza delle acque. Buongiorno, lei come si chiama? Io sono Pietro Gennari, un agente della polizia idraulica e sono qui con la mia collega. E lei come si chiama? Sono Giorgia Tiozzo e sono un agente della polizia idraulica. Allora, di che cosa si occupa la polizia idraulica? Noi ci occupiamo della sicurezza idraulica. Quando piove molto aiutiamo l'acqua a raggiungere i canali per mantenere asciutto il nostro territorio. Lavoro molto importante. Che cosa usate per tenerci al sicuro? Noi attiviamo le pompe degli impianti idrovoli. Grazie mille, da qui è tutto e passo la linea al mio collega. Buongiorno, sono Antonio. Sono qui con il vigile delle acque e lo intervisteremo con qualche domanda per conoscere il suo lavoro. Come si chiama? Buongiorno, mi chiamo Tommaso. In cosa consiste precisamente il suo lavoro? Controllo le acque, se piove troppo, se c'è siccità. Venite a vederlo. Sono qui in collegamento con il vigile delle acque. Ci spieghi il suo lavoro? Io intervengo nei periodi di siccità e fermo l'acqua nel canale per conservarla per l'irrigazione. Quando piove, alzo le mie palette e faccio scorrere l'acqua in eccesso per evitare le inondazioni. Ringraziamo il vigile delle acque e adesso passo la linea al mio collega. Ciao. Buongiorno a tutti, oggi siamo qui con un'esperta di medicina ambientale, ci spiegherà il suo lavoro e la sua importanza. Ora gli facciamo qualche domanda. Per prima cosa, come si chiama? Buongiorno, sono la dottoressa Noemi. Di che cosa si occupa il suo lavoro? Il mio lavoro si occupa di curare l'ambiente dei canali. Qui siamo nel comune di Portoviro, dove è presente il centro abitato, la campagna, una fitta rete di canali. Il mio compito è quello di curare la sostenibilità ambientale. Cosa intende con il termine sostenibilità ambientale? Intendo che la natura non venga inquinata, ma prosperi grazie alla nostra manutenzione. La ringrazio per aver contribuito alla nostra intervista, speriamo di rivederla al più presto. Ora passo la linea ai miei colleghi. Buongiorno telespettatori, come abbiamo potuto vedere i 3 esperti che abbiamo intervistato ci hanno spiegato l'importanza del nostro amico canale. Ora vi presentiamo il corso d'acqua che abbiamo conosciuto meglio. Per dimostrare che è diventato nostro amico gli abbiamo dato un nome, Idrofluvio Risolvi Tu. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito e ci vediamo alla prossima puntata.